puntata on demand di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Potete seguirci sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sulla pagina Facebook Penalty. La puntata odierna, come al solito, parla del campionato di promozione e dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Partiamo con la promozione. Si è giocata la 12ª giornata, penultima giornata di ritorno. Guardiamo subito i risultati. Alba Alcamo batte Petrosino 1966 5-1, Folgore Castelvetrano Camarat 0-0, Fulgatore batte Città di Carini 6-2, Gemini Calcio Partinica Audace 0-0, Iccarense batte Città di San Vitolo Capo 1-0, Casteltermini batte Marsala 7-1, ha riposato l'Accademia Trapani. E come abbiamo sottolineato nella prima parte della nostra trasmissione con il nostro ospite Eugenio Lovito, sarà veramente una domenica, quella prossima, certamente molto interessante, che determinerà sia la vincente del girone, ma soprattutto anche la griglia playoff. Per intanto guardiamo la classifica attuale. Al primo posto Folgore Castelvetrano 47 punti con 46 Fulgatore, 44 Camarat, 41 Accademia Trapani, 39 Città di San Vitolo Capo, con 37 Partitica Audace, 34 Alba Alcamo, 32 Iccarense, 29 Città di Carini con 26 Gemini Calcio, 25 Casteltermini, 18 punti per il Petrosino, chiude la classifica il Marsala con 0 punti. È il momento adesso di parlare del girone B. Girone B che ha già decretato la squadra vincente, il Geraci di Gaetano Mirto. Guardiamo comunque a questo punto i risultati di domenica scorsa. Castelluccese batte Pro Falcone 5-2, Aspra batte Città di Casteldaccia 5-2, sospesa per infortunio all'arbitro Città di Mistretta Gioiosa. Gorgonia Delia, Lascari Cefalù 1-1, Geraci batte Sant'Angiolese 1-0, Supergiovane Castelbuono batte Villa Rosa Calcio 3-0, ha riposato il San Fratello. Vi dicevo della vittoria per quanto riguarda questo girone da parte del Geraci, ma guardiamo la classifica che ha già stabilito bene o male la griglia playoff. Geraci 57 punti, con 50 Aspra, 44 punti per il Lascari Cefalù, 37 Supergiovane Castelbuono, con 35 il Gioiosa, con 34 Sant'Angiolese, 30 punti per Gorgonia Delia e Castelluccese, 24 San Fratello, 23 Città di Mistretta, con 18 Villa Rosa Calcio insieme alla Città di Casteldaccia. Chiude la classifica il Pro Falcone con 17 punti. Benvenuti al Comunale di Brolo, provincia di Messina e Sant'Angiolese Geraci. Siamo nella 25esima giornata del girone B di promozione siciliana. La battuta Fantino prova a scambiare con Interdonato, vince il contrasto, poi la conclusione alta di Todaro. Punizione Geraci, la battuta di Villar verso la porta, la risposta di Bontempo. Occhio allo spazio disponibile per il tiro da fuori da parte di Mastriani. Avanza ancora la Sant'Angiolese, tiro da fuori con deviazione nel tentativo di Sacca. Non arriva il pallone a Todaro, lanciato Marrone, esce quasi Bontempo, c'è il tiro di Marrone, Bontempo respinge Conate, lungolinea per Velardi, pallone basso in mezzo, Marrone, c'è il tiro, la risposta di Bontempo, c'è Conate, calcia Velardi, ancora Bontempo, ci pensa nel tiro albanese, finisce fuori, occasione gigante per il Geraci. Lancio profondo, uscita di Chiazzese, pallone recuperato da Di Bartolo, che calcia alto, c'è la rimessa, battuta adesso da Fantino, Tuccio. Pallone basso in mezzo, stava per arrivare, conclusione di Todaro, respinta. Cigno verso Marrone, passaggio per la mattina, in mezzo la Cicerone la prende, dall'altro lato Albanese, di potenza, batte Bontempo, un gol che si merita tutto per il suo ingresso in campo dalla panchina.
il suo impatto con il terreno di gioco albanese. A 2 dalla fine il Geraci la sblocca. Ma eccolo qui, il triplice fischio. Vince il Geraci all'88esimo, il gol decisivo di Albanese. Aspetteremo i risultati di domenica prossima per conoscere le griglie per quanto riguarda sia i play-off che i play-out. Parliamo adesso del girone C. Anche nel girone C è stata designata la squadra che la prossima stagione parteciperà al campionato di eccellenza, il Messana 1966, difatti che già da qualche settimana brinda al passaggio di categoria. Ma guardiamo i risultati di questa domenica. Atletico Messina batte Messana 1966 4-3, Catania San Pio X batte Città di Calatabiano 2-0, Nuova Azzurra Fenice batte Gescal 4-3, Sant'Alessio batte Promende 3-2, RSC Riposto batte Valdinisi 1-0, Valle del Mela Calcio batte Città di Aci Sant'Antonio 1-0, ha riposato il Belpasso 2014. E come già abbiamo ampiamente parlato insieme al mister Luvito, allenatore dell'RSC Riposto, la griglia dei playoff sarà a questo punto definita soltanto dopo gli incontri di questa domenica. Ma guardiamo l'attuale classifica. Messana 1966 54 punti, 46 RSC Riposto, 43 Belpasso 2014, 41 punti per Città di Aci Sant'Antonio e Catania San Pio X, con 29 Promende, 28 punti per Valdinisi, Valle del Mela Calcio, Atletico Messina, 27 Sant'Alessio, 23 Città di Calatabiano, 18 punti Nuova Azzurra Fenice. Chiude la classifica la Gescal con 12 punti. A dirigere l'incontro il signor Giuseppe Fortezza della sezione di Ragusa, assistito da Nicolas Avola, anch'esso della sezione di Ragusa, e Giulio Sorace della sezione di Catania. La prima occasione della partita è per la San Pio. Cutore entra in area di rigore, serve a rimorchio Federico Indaco, che però con una conclusione alta non inquadra lo specchio della porta. Al 9° minuto risponde il Calatabiano, ottima triangolazione Binanti, La Piana e Maccarrone, con la conclusione di quest'ultimo che trova la risposta di Romano e poi la traversa. Il numero 10 si dispera perché da quella posizione forse poteva fare qualcosa in più. Al 23esimo grande opportunità per la San Pio, dalla sinistra arriva il cross di Flavio Valentin sulla testa di Ndiaye, che colpisce bene ma trova la risposta di un difensore del Calatabiano sulla linea. I ragazzi di Mister La Rosa recriminano poi un calcio di rigore. La San Pio continua a spingere sulla fascia sinistra, lo fa con il solito Flavio Valenti che va via in velocità, entra nell'area di rigore ma si allunga troppo il pallone e non riesce a battere Palermo. 4 minuti dopo a provarci è Federico Indaco, ottimo il recupero palla su Boccaccio, un po' meno la conclusione che termina fuori di poco dallo specchio della porta. Al 33esimo scintilla in campo con il direttore di gara che viene richiamato dal suo assistente ed estrae 2 cartellini gialli, uno per Sanné della San Pio, l'altro per Di Bella del Calatabiano. È proprio il Calatabiano a rendersi pericoloso al minuto 35 su assist di La Piana, conclude Binanti, ma Romano si rifugia in calcio d'angolo con una gran parata. Entrambe le formazioni alla ricerca del gol del vantaggio al 41esimo. Palermo risponde sulla punizione di Indaco, dalle respinta c'è Lamin Sanné che va vicinissimo al gol dell'1-0. Al 43esimo arriva l'episodio che cambia la partita. Palermo esce a valanga su Cutore servito da Sciuto. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, estrae il cartellino giallo per Palermo e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Federico Indaco che trasforma spiazzando l'estremo difensore del Calatabiano. È 1-0 San Pio con Indaco che va a prendersi gli abbracci dei compagni di squadra. Subito dopo finisce così il primo tempo con le due squadre che si dirigono negli spogliatoi.
Nella ripresa la Sampio riprende da dove aveva lasciato, ottima trama di gioco con Valentin Die e Federico Indaco, con quest'ultimo che realizza il gol del 2-0 per lui, terzo gol in campionato e doppietta decisiva. Al 38esimo la Sampio sfiora il gol del 3-0, Rosario Litteri si mette in proprio ignorando anche Simon Luca Castelli tutto solo davanti Palermo e conclude non trovando la porta. Nel recupero grande opportunità per il Calatabiano, Palma conclude con Romano battuto ma trova la super risposta di Domenico Sipala che mantiene così la porta inviolata. Al triplice fischio e festa per la Sampio che raggiunge la quarta posizione in classifica in vista dei playoff. Invece per il Calatabiano è matematicamente play-out. Siamo a -2 dalla fine di questa estenuante stagione regolare con vista sul playoff e la RSC Riposto riabbraccia gli spettatori in occasione della penultima giornata ospitando il Valdinisi. Gioca così a viso aperto e subito Mazzullo crea apprensione con un rasoterra secco che sfiora il palo di Cisterna. Risponde Patanè, punizione da 20 metri, Triolo, ben piazzato, blocca. Poi Nicotra indietro su Platania, assist per Tornitore che prova a scappare, batte verso la porta, il portiere del Valdinisi intercetta senza troppe sofferenze. Nel frattempo Nicotra è finito in offside. Alla mezz'ora discesa di Proietto e Tornitore che si liquidano mezzo campo creando una colossale palla gol. Conclude il primo addosso a un avversario che appostato sulla linea nega la gioia dell'1-0 alla RSC, la quale mostra piccoli ma significativi segnali di crescita nella seconda parte di questo primo tempo, ma finisce imbrigliata tra le maglie del Valdinisi che a dir la verità si è protetto sin qui rischiando una volta e mezza reti bianche. Dunque all'intervallo si fa male seriamente Luca Mangano, auguri di pronta guarigione da tutti noi. Luvito spedisce dentro Leotta a inizio ripresa per il primo cambio della domenica. Lo specialista dei corner costruisce due palle, una da fermo e una a ribadire una respinta dei blu ospiti. Il cross è decentrato verso Patanè, torre per Pappalardo che all'assalto a terra, Triolo. Resiste il Valdinisi, la RSC attacca e si espone di conseguenza ai contropiedi come questo di Augliera, imbeccato da Mazzullo, conclusione alle stelle e i biancazzurri di casa ringraziano. E come questo di Riposo che si concede una discesa efficace da destra, Rustica non affonda e si va avanti sul nulla di fatto. Valdinisi non solo offensivo in termini di ripartenze ma anche con manovre più ragionate e, in questo caso, insistenti, che portano lo stesso Rustica a sfiorare un clamoroso vantaggio a metà tempo, conclusione da fuori area e palla che sorvola la traversa. Si rivede intanto Giovanni Di Mauro dopo infortunio in esterna bassa sinistra, rileva Emanuele al quarto d'ora. Si scuote la Russo Sebastiano, Messina per Tornitore, risponda sulle Otta che fugge a destra scagliando un diagonale velenoso, gran respinta di Triolo, fa irruzione Proietto che non aggancia la seconda chance di giornata per generare sorrisi. Ci si mette in mezzo non solo il portiere ma anche Michalizzi a salvare e si va avanti ancora sullo 0-0. Esce proprio Proietto alla mezz'ora dentro Bonaventura, carta finale per i 3 punti come 2 settimane fa nell'infuocata sfida con l'Aci Sant'Antonio. Vede però anche il subentrato lontana la porta, imitato sull'altro fronte da Mazzullo che ha in questa ciccata l'espressione di tutta una partita in zona gol per i 22 in campo. Attenzione alla 40esimo, Messina per Leotta, lancio illuminante, presentazione a tu per tu con il neoentrato Trimarchi che non vuol far rimpiangere Triolo e salva ancora una volta i suoi. Sarà calcio d'angolo dalla bandierina, Leotta, palla a girare per la testa di Davide Nicotra ed è un gol che vale 3 punti. Dei 46 totali firmati sin qui dalla RSC Riposto a una giornata dalla fine è una preziosissima vittoria per 1-0 sul volenteroso e arcigno Valdinisi, vittoria che riscatta la debacle di domenica scorsa per 3-1 Calatabiano ed è una vittoria che significa ipoteca sul secondo posto.
Obiettivo centrato dalla Valle del Mela che brinda la meritata salvezza con una giornata di anticipo. I giallorossi di Giannicola Giunta proprio nell'ultima gara casalinga della stagione battono l'Aci Sant'Antonio, arrivato a Giammoro in cerca di punti per un miglior piazzamento playoff, e festeggiano la permanenza nel campionato di promozione. In un primo tempo aperto e combattuto è la squadra ospite ad avere le migliori occasioni, prima con Zappa Lail, cui piazzato impegna D'Amico alla respinta con la palla che carambola addosso a Dadone finendo di poco a lato, e poi con il tiro cross di Maraffino che chiama ancora in causa D'Amico, aiutato anche dal decisivo intervento di Erizzi. Nella ripresa però il Valle del Mela trova subito il gol vittoria dopo 3 minuti, quando il direttore di gara concede ai giallorossi il calcio di rigore per il fallo di Pandolfo su Sciliberto, e con lo specialista Bertino che non fallisce il tiro più importante della stagione, facendo così Valle del Mela 1, Città di Aci Sant'Antonio 0, e per il capitano di casa si tratta della quinta rete in campionato. Nonostante lo svantaggio, gli ospiti non si danno per vinti, cercando a più riprese la via del pareggio, ma il calcio piazzato di San Filippo al minuto 60 è disinnescato in angolo dal portiere, mentre un minuto dopo ancora D'Amico è decisivo sull'insidioso corner battuto da Gallo. Gli sforzi dell'Aci Sant'Antonio potrebbero essere premiati però al 75esimo, quando l'arbitro concede ai catanesi la massima punizione per l'intervento falloso di Ferlazzo sull'avversario, ma dagli 11 metri Maraffino trova un super D'Amico a negargli la gioia del gol. 2 minuti dopo Valle del Mela in 10 uomini per l'espulsione di Silvano Cariolo, reo di proferire qualche parola di troppo all'indirizzo della terna. Gli ospiti tentano di sfruttare la superiorità numerica, al 91esimo il destro a colpo sicuro di Suriano centra in pieno il suo compagno di squadra Grassi. Infine al minuto 93 da registrare anche l'espulsione del difensore di Casarizzi per la dura entrata su Grassi, con i giallorossi che chiudono in 9 uomini. Con questo successo il Valle del Mela sale in classifica, quota 28 punti, e anche nella prossima stagione giocherà in promozione. È la volta adesso dell'ultimo girone del campionato di promozione, il girone D. Continua il testa a testa tra FCM 2011 Mister Bianco e l'Atletico Catania 1994, entrambe vincenti nelle partite di domenica. Questo è il tabellino. Città di Avola 2020 batte Priolo Gargallo 1-0, Città di Caricattini Mister Bianco Calcio 2-2, FCM 2011 Mister Bianco batte SC Gela 2-0, Gimini Cascordia batte Vizzini Calcio 3-2, Megara 1908 che perde in casa 4-0 con il Frigentini, Scicli Pro Ragusa 3-3, Atletico Catania 94 batte Vittoria 3-0. È già decisa la griglia playoff, mentre è ancora tutto da definire per quanto riguarda la zona della retrocessione. Ma guardiamo la classifica. FCM 2011 Mister Bianco 58 punti, 56 Atletico Catania 94, 51 SC Gela, 46 punti per il Vittoria, 33 per il Frigentini, 32 Priolo Gargallo, con 29 Scicli, 28 per Megara 1908, Pro Ragusa, Città di Avola, 26 punti Città di Canicattini, 23 Vizzini Calcio insieme al Mister Bianco Calcio, chiude la classifica con 21 punti la Gimini Cascordia. Noi abbiamo costruito quest'anno una bella squadra, però purtroppo abbiamo avuto dei problemi strada facendo, quindi alla fine ce l'abbiamo giocata fino all'ultimo, che io con gli altri miei soci speravamo di salvarci molto ma molto bene. La partita a livello emotivo più difficile da gestire, i ragazzi erano carichissimi e forse anche
anche troppo, perché sapevano che la salvezza di oggi doveva passare per una vittoria obbligatoria, quindi erano molto tesi, vedevano l'obiettivo lì vicino già da diverse giornate. E sai, non riuscire a raggiungerlo in diverse occasioni, pur giocando buone partite, poteva creare dei problemi mentali. Siamo riusciti a sbloccarla, ma è stata veramente difficile da gestire. Questa squadra si salva con una giornata di anticipo in un campionato difficile, dove la media salvezza è stata altissima, e quindi devo fare i complimenti ai ragazzi, perché sono stati fantastici, sono stati dei professionisti dall'8 agosto ad oggi, il meglio che potevo chiedere. Ho sempre sentito un po' di diffidenza nei confronti della mia squadra, e questo mi ha dato molto fastidio da Avolese. Nelle occasioni importanti avrei voluto la città più vicina, e i tifosi veri che ci sono stati ci hanno sostenuto, e invece ho notato molta diffidenza che questa squadra non meritava. Quindi questa salvezza la dedico a tutti coloro che non hanno creduto in questi ragazzi, a tutti coloro che non credevano in questo progetto, in me, in questa società, e quindi questa meritatissima salvezza la dedichiamo a loro. Come contro il Canicattini ho fatto giocare, i ragazzi hanno giocato di meno, avevo 6 anni in campo, perciò abbiamo mantenuto la stessa linea, come giusto che sia che era messo nei nostri programmi. E i ragazzi tutto sommato si sono difesi bene, hanno giocato a sprazzi con la giusta qualità e la giusta intensità. È arrivato questo gol loro sul rigore, non ho visto generoso, ma no, fa parte del gioco anche questo. Abbiamo avuto qualche occasione per poter pareggiare, la palla non è entrata. Nel calcio capita, però dai, non posso essere scontento dell'atteggiamento dei ragazzi, quando scendono in campo non vogliono mai perdere, lottano. L'Avola ha preso questi 3 punti che sono fondamentali, si sono salvati, e mi fa piacere per l'Avola, però non posso recriminare nulla ai miei ragazzi. Dopo una sconfitta si valuta differentemente, anche perché il Vittoria non ha nulla da chiedere, noi nemmeno, insomma sarà una giornata di puro divertimento, perciò vedremo in settimana in base ai ragazzi come stanno, e valuteremo.
Con le immagini di questo girone D concludiamo la parentesi dedicata al campionato di promozione, voltiamo pagina perché a questo punto arriva il campionato di prima categoria. Guardiamo i risultati, le classifiche e anche le immagini di questa domenica.
biancorossi di Caragliano fanno il loro dovere battendo nettamente il comprensorio del Tindari e confermandosi in testa al campionato di prima categoria. Una sfida che l'Aquila mette subito in discesa dopo 6 minuti con Pergolizzi che da 0 metri manda in porta il pallone che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Il difensore biancorosso si ripete ad inizio ripresa deviando in rete l'angolo di Mastroieni per la sua doppietta personale. Gli ospiti riaprono comunque la partita al minuto 60 su calcio di rigore per l'intervento di Damaso Crifò con Federico Calabrò che dagli 11 metri spiazza Foti mettendo a segno così il gol dell'1-2. Una gioia che per la formazione pattese dura poco, infatti al minuto 77 l'Aquila rimette le cose a posto quando l'Aquidara con un chirurgico sinistro infila all'incrocio dei pali facendo così Aquila Bafia 3, comprensorio del Tindari 1 e gol numero 3 in campionato per l'ex Milazzo. Spinge la squadra biancorossa che 3 minuti dopo cala anche il poker con Calderone che da pochi passi fa secco il portiere realizzando così il suo secondo sigillo in campionato. A completare l'opera ci pensa al minuto 85 Maisano che capitalizza al meglio l'invito di Durante fissando il punteggio sul risultato di 5-1 per l'Aquila. I biancorossi si confermano in testa al girone con 58 punti mantenendo le 2 lunghezze di vantaggio sulla rinascita Patti e devono di fatto rimandare all'ultima giornata l'eventuale festa promozione. Vabbè, quando si vince poi si esce sempre soddisfatti e posso dire che abbiamo dimostrato di essere squadra perché ribaltare il risultato di 2-0 nel primo tempo non era facile, la squadra è entrata in campo consapevole dei propri mezzi e quindi da questo punto di vista poi alla fine siamo stati fortunati che abbiamo fatto subito il 2-1 e quindi da lì poi abbiamo un pochettino accelerato perché ci ha dato forza il gol e quindi siamo andati bene. Diciamo che anche il vento ci ha un po' aiutato perché c'era un po' di vento, quindi loro non sono più riusciti a salire e quindi l'abbiamo un po' schiacciati nella rovina da campo. A differenza delle altre partite che oggi abbiamo subito 2 gol, però abbiamo giocato molto meglio, la squadra l'ho vista giocare molto meglio, girava palla, abbiamo creato delle belle azioni, quindi magari qualche altra partita abbiamo giocato male, invece oggi abbiamo giocato bene e quindi sono soddisfatto di questo. Purtroppo a volte capitano queste partite, c'è stato un piccolo calo di concentrazione, poi abbiamo preso 2 gol per comunque uno sul calcio piazzato, tutte e 2 sul calcio piazzato, un calcio d'angolo e una punizione, poi però ci siamo rimessi con la testa a posto, il mister fino al primo tempo ci ha detto che avevamo ancora tutta la partita davanti per recuperarla, siamo entrati in campo e l'abbiamo vinta. Ci mettiamo, non vogliamo semplicemente o sempre dire la stessa cosa, il campo non ci aiuta molto perché sul primo gol il Zuccarelli la palla gli è ribalzata male, quindi dobbiamo pensare anche a questo, dobbiamo rinunciare certe volte a giocare e mettere la palla fuori per evitare di creare pericoli, però d'altronde i giocatori vanno in campo perché vogliono prendersi i propri rischi, da questo punto di vista è capitato a Zuccarelli come poteva capitare a qualsiasi altra persona. Secondo gol Spinella è saltato di destra, largato un pochettino comodo e il fallo giustamente c'era, poi il giocatore dell'Orsa ha tirato veramente una bellissima posizione, l'ha messa sotto l'incrocio dei pali e Davide non poteva fare niente. La mossa vincente è stata la testa perché siamo tornati concentrati nel secondo tempo, non abbiamo parlato più, non abbiamo fatto più discussioni e quindi quando noi entriamo con la testa giusta in campo è difficile batterci. Ma il campionato è un campionato che noi siamo partiti dalla terza giornata perché per noi le prime 3 giornate non ci sono state, dalla terza giornata abbiamo iniziato a cavalcare e a galoppare questo campionato e oggi veramente magari nessuno ne parla ma i numeri sono numeri impressionanti, da 24 partite che non perdiamo, in casa abbiamo fatto sempre vittoria, l'ultimo pareggio risale al Bafia e quindi da questo punto di vista i ragazzi meritano semplicemente un applauso, però logicamente dopo questo campionato è inutile fermarsi ora alla fine perché è come quando il cavallo cammina sempre prima e poi alla fine il traguardo non lo taglia, noi cerchiamo di tagliare il traguardo perché i ragazzi se lo meritano più che altro, i ragazzi, la società, il presidente onorario Filippo Stroscio perché fa sacrifici e sempre con la squadra non fa mancare niente, noi pensiamo che sia facile tenere la società in piedi, però vi posso assicurare che dietro le spalle di questi ragazzi se non ci sono le persone giuste non si va da nessuna parte. Adesso vediamo, intanto dobbiamo vedere sempre che fa il Bafia perché comunque noi fino alla fine ci crediamo, anche se la settimana scorsa abbiamo perso un'opportunità importante. Ci giochiamo questo derby
con la consapevolezza che comunque qualche volta ci aspetta un playoff da giocare in casa, che è una partita secca e vogliamo salire in promozione, quindi faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Bentrovati col campionato di prima categoria, battute finali, penultima curva per il Caggi di Mister Camarda, che ancora a tutt'oggi si gioca il campionato apertissimo contro il Città di Lingua Glossa. La formazione caggese non può sbagliare nella trasferta di Furci. Formazioni padroni di casa con Lundi, Silvio, San Filippo, Di Bartolo, Visalli, Smiroldo, Riccardo D'Amico, Lorenzo D'Amico, Catania, Costa, Torsevia. Risponde il Caggi con Ruggeri, Riccina, Costanzo, Mazza, Vaccaro, Cipolla, Mannino, Cantarella, Silvestro, Loiagono e Barriga. Si parte col film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Giuseppe Boncordo. Costa mette dentro Costanzo, temporeggia un po' troppo, si fa prendere il pallone, scarica in porta Lorenzo D'Amico che porta in vantaggio il Furci a sorpresa, avanti padroni di casa al 15esimo, sfera messa dentro dalla destra, Loiagono fa la sponda dove Barriga arriva alla conclusione, quella vincente per l'1-1. Ha pareggiato il Caggi col gol del sempreverde Cristian Barriga, minuto 18, Silvio riceve a destra, riceve il pallone il numero 2, finta il cross, ce l'ha sul mancino, parte adesso, conclusione al volo da parte di Torsevia che però non trova la porta di Ruggeri, minuto 23, Costanzo per Vaccaro, posizione abbastanza distante, esplode il mancino che finisce sballato oltre la traversa, minuto 28, ancora il Caggi, c'è un traversone dalla destra, il tocco con la mano di Visalli, viene nuovamente ammonito, il Furci rimane in 10 uomini, il Caggi ha l'occasione di ribaltare il risultato, rincorsa Barrica, spiazza il portiere e il gol dell'1-2, il Caggi adesso è in vantaggio ed è così che si chiude anche la prima frazione al comunale di Furci Sigolo, penultima giornata del campionato di prima categoria, calcio Furci 1, Caggi 2, decide la doppietta di Barrica dopo il gol in apertura da parte di Lorenzo D'Amico. Partiamo col film della ripresa al 50esimo, Riccina riceve, conclude, destro come sempre velenosissimo e telecomandato che distrugge la traversa, Lundi riesce soltanto a sfiorarla, minuto 52, arriva il secondo calcio di rigore di giornata, arriva il secondo calcio di rigore per il Caggi, ancora una volta per un fallo di mano, l'occasione di Barrica di fare tripletta e portarsi il pallone a casa, invece la mette al lato tenendo il discorso ancora aperto. Al 55esimo Mister Camarda lo richiama in panchina, dentro Franco, ora di gioco, palla dentro per Pandolfino, Mazza riesce a salvare tutto e poi Vaccaro va a spazzarla definitivamente, bella azione difensiva da parte del Caggi quando al 65esimo Riccina prova a saltare l'avversario, riesce a farlo, danza letteralmente sul pallone, supera il centrocampo, chiede e ottiene lo scambio con Cantarella, il pallone infatti finisce nuovamente al numero 7 dopo il tocco di Franco, il destro, e da dimenticare l'azione invece davvero da incorniciare per il Caggi di Mister Camarda al 67esimo, anche Silvestro cerca gloria e colpisce l'incrocio dei pali, minuto 68, entra Chirillo, fuori Loiagono, minuto
70 tocca Batticiotto per Silvestro, minuto 73 cannata per Cipolla, minuto 80 calcio d'angolo, il pallone finisce fuori, Chirillo cerca il destro da fuori, si trasforma in un assist per Riccina che da buona posizione colpisce la traversa, ma era tutto fermo per posizione di fuorigioco. 83esimo anche Chirillo con la soluzione balistica dalla distanza che finisce fuori. 86esimo chiude in 9 uomini il Furci, secondo giallo anche per Torsevia, triplice fischio invece e arriva la vittoria, quella che serviva, importantissima per il Caggi. Adesso la formazione di mister Camarda con una vittoria domenica contro Atletico Biancavilla potrebbe coronare il sogno della doppia promozione consecutiva. Ultima partita giocata fra le mura amiche per l'FC Grevina 2018 di mister Federico Ferrito nella stagione 2022-2023. La squadra biancoverde che ha disputato il campionato di prima categoria siciliana Girone F è matematicamente salva con una giornata di anticipo, vista la concomitanza di alcuni risultati favorevoli. Primo minuto di gioco, pallone in profondità di Marchese a cercare Brischetto, ma il pallone è troppo lungo e termina tra le braccia del portiere Catania. Nono minuto in corso, lancio di concorso verso 25, il numero 9 biancoverde si porta fin sulla linea di fondo, mette un pallone al centro area, ma anche in questo caso nessun compagno pronto alla deviazione a rete. 13° minuto, la Leo Soccere passa in vantaggio, Trovato riceve questo pallone, lo scambia con il numero 11 Gallo, si porta al limite dell'area ed effettua questo tiro che termina alle spalle del portiere Maricchiolo. Il pallone rimbalza davanti al portiere biancoverde e diventa imparabile per l'estremo difensore, e quindi al 13° minuto la Leo Soccere è passata in vantaggio con la rete di Trovato. 17° calcio di punizione dal limite per la formazione grevinese, si incarica della battuta il numero 10 Marchese Giuseppe, ma la conclusione del calciatore biancoverde termina al lato. 25° minuto, Mirabella conquista questo pallone, si porta al limite dell'area e viene steso da Di Pietro che lo affronta per il signor Tosto e calcio di rigore, e così al 25° la squadra ospite, la Leo Soccera, ha l'occasione di andare al tiro dal dischetto per tentare di raddoppiare il risultato, di portarsi sul 2-0. Sul pallone si presenta il numero 7 Virgillito, il fischio del signor Tosto e la realizzazione del calciatore della squadra ospite che porta così la sua squadra sul 2-0, Leo Soccer 2, FC Gravina 0, 25° minuto della prima frazione di gioco. 39° minuto, l'FC Gravina accorcia le distanze, 25 vede l'inserimento di Mantegna all'interno dell'area di rigore, il numero 15 riceve la sfera, la mette alle spalle del portiere Catania ed così la squadra di mister Ferlito accorcia le distanze al 39° minuto, FC Gravina 1, Leo Soccer 2, la rete di Mantegna. Minuto 59, la Leo Soccer sigla la terza rete, Sissè riceve questo pallone da fallo laterale, entra in area di rigore, si libera di un paio di difensori biancoverdi, si presenta davanti a Maricchiolo e lo batte imparabilmente per la rete del 3-1 per la squadra ospite. Il 59°, Leo Soccer 3, FC Gravina 1.
Minuto 90, 25 si invola verso l'area di rigore ospite e dall'interno effettua questo tiro un tentativo di pallonetto, ma la palla termina altissima sopra la traversa ospite. Termina qui quindi l'ultima gara casalinga della stagione per l'FC Grevina. Il punteggio è stato di 3-1 a favore degli ospiti della Leo Soccer. Le reti sono state segnate nella prima frazione del gioco, il vantaggio degli ospiti controvato, il raddoppio su calcio di rigore di Virgilito. Mantegna aveva dato speranze alla squadra biancoverde segnando sul finire del primo tempo la rete dell'1-2. Nella ripresa un gol di Sissé ha chiuso l'incontro con il punteggio di 3-1. Come abbiamo detto in apertura di servizio, il Grevina per alcuni risultati concomitanti quest'oggi è matematicamente salvo, quindi l'anno prossimo ci si prospetta una nuova stagione in prima categoria per il sodalizio biancoverde. Con le immagini del campionato di prima categoria concludiamo qui la versione on demand di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata che potete seguire ogni settimana sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, ma anche sulla pagina social Facebook. E poi potete anche seguirci, se volete, attraverso il canale HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, vi aspetto su 7 Gold in versione live, naturalmente mercoledì a partire dalle ore 13.